Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252. Va ora in onda la rassegna stampa. A te la linea. Ciao Lorenzo, grazie mille, buongiorno a voi ascoltatrici e ascoltatori, ben ritrovati qui sulle magiche onde di Radio Libertà. Allora Lorenzo ti chiedo la conferma, mi sentite vero? Tutto ok? Sì, ti sentiamo bene. Perfetto, allora oggi sabato 16 novembre, dunque rassegna stampa in cui ci dobbiamo concentrare soprattutto sulle tante proteste degli studenti inscenate contro questo governo Meloni, con addirittura, pensate, il fantoccio bruciato del ministro Valditara, ministro dell'istruzione, e i tanti gesti che ricordano la pistola P38, come nei cortei degli anni '70. E poi parleremo anche della telefonata fra il cancelliere tedesco Scholz e Putin e della decisione della Corte Costituzionale della consulta sul quesito referendario relativo proprio alla legge Calderoli sull'autonomia differenziata. Quindi tanti temi per questa rassegna stampa. Oggi poi sentirete anche l'intervista al consigliere leghista dell'Assemblea Capitolina di Roma, Fabrizio Santori, che abbiamo incontrato mercoledì scorso al corso di formazione organizzato dalla Lega, e con lui abbiamo parlato non solo della comunicazione politica, che è imprescindibile, fondamentale per gli amministratori, ma oltretutto questo argomento era stato anche oggetto proprio della seconda lezione, il secondo modulo del corso, ma abbiamo anche parlato dei tanti ritardi che stanno segnando i lavori nella Roma dei Gualtieri in vista dell'imminente giubileo. E poi ci collegheremo con il nostrissimo Matteo Desio, che come sapete il lunedì mattina conduce il programma proprio sugli Stati Uniti, Te la rido io l'America, ma ci collegheremo anche con il nostro ospite di oggi, che è il giornalista e scrittore di Radio 1, Francesco D'Aiala, e con il quale presenteremo il suo romanzo per due rivoluzioni, ambientato proprio nel Risorgimento italiano, in quel Risorgimento in cui si sognò l'unità d'Italia, la si realizzò, ma ovviamente sappiamo che si confrontarono tante idee, tante visioni sull'Italia che sarebbe dovuta nascere, tra cui quella idea federalista del Cattaneo. Naturalmente apriremo anche il consueto filo diretto con voi ascoltatori, per cui intervenite come sempre chiamando allo 0292 94 7222, quindi 3 volte 2 finale, oppure scrivendo i vostri messaggi, quindi nei commenti sotto la diretta Facebook delle pagine della radio e della Lega. Oppure potete mandare anche i vostri messaggi vocali al numero WhatsApp della radio, ovvero il 340 6709 659. Mi raccomando, non superate sempre il minuto, massimo 90 secondi, ecco, il minuto e mezzo nelle vostre chiamate, quindi così potete consentire agli altri di intervenire, quindi di poter esprimere le proprie idee. Se un intervento dovesse superare 90 secondi, poi saremo purtroppo obbligati a sfumarlo. Vi ricordo sempre che potete seguirci quindi non solo dal televisore, dal canale 252 del digitale terrestre, ma anche dal canale digitale della Radio DAB, dalle pagine Facebook, come dicevamo, sia della Lega che di Radio Libertà, dal nostro nuovo sito internet che offre appunto una nuova veste grafica, editoriale, ovvero proprio giornale online sempre in aggiornamento, e poi dalle app di Radio Libertà, quindi per i sistemi operativi sia iOS che Android, e naturalmente anche dai canali Twitch e YouTube, questo per completare la panoramica social. E completo questa parte che lo so è anche un po' stancante e ripetitiva da sentire, ma dobbiamo sempre fornire questi avvisi per chi si collega per la prima volta e ci ascolta per la prima volta. Allora vi rinnovo anche l'invito sempre ad abbonarvi, a sostenerci, e quindi basta che andiate rispettivamente sulle sezioni abbonati e dona ora del nostro nuovo sito internet. Allora abbiamo già anticipato i temi di questa rassegna stampa, iniziamo con Libero. Oggi veramente, siccome sono tanti gli argomenti, ci aspetta come al solito, sì, una cavalcata, forse oggi sarà ancora più intensa e impegnativa delle altre volte. Allora vedete, prima pagina di Libero di oggi: violenze al No Meloni Day. I somari rossi, i somari perché ovviamente i ciuchini, gli studenti di Pinocchio. Gli studenti bruciano il fantoccio di Valditara, quello che stavamo dicendo, guardate qui l'immagine, veramente raccapricciante, questo fa vedere come siano ormai impazziti di odio, e innalzano foto del premier insanguinato e compiono pure il gesto della P38, feriti 20 poliziotti. Qui i giornalisti che se ne occupano, tra cui Beatrice Salvatore Dama, De Leo, Andrea Muzzolon, pagina 2 e 3,
vedete tutte le didascalie di queste immagini, Torino a sinistra al centro, brucia il fantoccio di Valditara, i ragazzi che compiono questo gesto che richiama la P38, veniva usato appunto nei cortei degli anni '70 da parte di certa sinistra estrema. Milano, qui a destra, le facce della Meloni e della Bernini che invece sono sporche di sangue, imbrattate in questo modo. E poi l'editoriale invece di oggi di Daniele Capezzone che, è relativo proprio a questa asse che si sta formando, no, tra Milei, Donald Trump e Elon Musk, la sinistra che già grida scandalizzata: "Ah, ecco sono loro i veri turbocapitalisti, l'emblema della plutocrazia". Daniele Capezzone che quindi spera che in questa foto ci possa partecipare anche l'Italia, magari con Giorgia Meloni, essere rappresentata. Leggeremo adesso l'editoriale che segue a pagina 2, come anche, l'analisi del nostro direttore Giovanni Sallusti e leggeremo anche questo, un'analisi ovviamente su quella che è stata la mostrificazione compiuta da Repubblica, la mostrificazione sulla nuova amministrazione Trump. Ieri appunto la prima pagina di Repubblica dedicata interamente all'analisi di quelli che saranno gli esponenti dell'amministrazione Trump, con una vera e propria demonizzazione. Poi vedete sempre qui al centro della prima pagina di Libero, vedete il caso Fitto, il Colle che manda in tilt la Schlein, Mattarella: "Ho promulgato leggi che non condividevo", l'appoggio del Capo dello Stato allarga il solco a sinistra tra istituzionali e barricaderi. Di questo se ne occupa Fausto Carioti. L'incontro di Sergio Mattarella con Raffaele Fitto, il secondo in 2 mesi, non basterà a garantire al ministro la nomina a vicepresidente esecutivo della prossima Commissione europea, ma intanto sconquassa la sinistra, proprio perché, si sta, no, evidenziando sempre di più questa frattura tra un'anima più istituzionale e invece una sinistra estrema che poi vedete, no, addirittura partecipa a questi cortei con determinati gesti, bruciando i fantocci di un ministro dell'istruzione e addirittura presentando le foto di altri esponenti del governo o della stessa premier, foto appunto della premier imbrattata di sangue. Allarga quindi il solco tra le 2 anime del PD dicevamo, da un lato quella più istituzionale vicina al Quirinale che ieri ha parlato tramite Paolo Gentiloni e dall'altra quella barricadera e da centro sociale. E poi le altre analisi, vedete, di Pietro Senaldi, che riporta il resoconto dell'intervista tenuta a Luca Zaia, sull'autonomia andiamo avanti, e questa anche la leggeremo integralmente, e anche per questo motivo vedete insomma la cavalcata di oggi, perché ci attendono anche, tanti articoli e interviste che dobbiamo leggere integralmente, come per esempio poi, l'intervista del governatore della Lombardia, il presidente della Lombardia Attilio Fontana per il Resto del Carlino, sempre sul tema dell'autonomia. E poi ovviamente anche qui l'intervista alla Donatella Tesei che, sta appunto correndo per la rielezione in Umbria, quindi ovviamente tra i tanti temi della rassegna di oggi anche, queste elezioni, che si terranno appunto, in Umbria, in Emilia Romagna e vedete qui il titolo: "Sanità sfasciata dai progressisti". L'articolo, di Fabio Rubini, l'intervista appunto condotta da lui. Ci siamo dopo settimane di schermaglie, domani mattina anche in Umbria si apriranno i seggi. Invece l'articolo di Pietro Senaldi con questa intervista a Luca Zaia al Doge, il presidentissimo del Veneto: "Viva il Doge, Zaia presidente a vita". Nel suo Veneto che ieri il governatore ha lasciato in auto proprio per seguire invece la campagna elettorale, no, in Emilia Romagna. Qui andiamo un attimo a pagina 7, vi ci porto per iniziare a leggere con questa prima parte. Vedete, per raggiungere anche a Terni i suoi colleghi del centrodestra radunatisi per sostenere la ricandidatura della leghista Donatella Tesei in Umbria, dove si vota domani e lunedì, l'autonomia c'è già. Non è ancora legge, o meglio, sappiamo, no, che qui analizzeremo l'intervento della consulta della Corte Costituzionale che ha salvato ovviamente, la riforma, la legge, perché l'ha dichiarata naturalmente costituzionale e ha dichiarato incostituzionale invece il quesito che voleva farla appunto dichiarare totalmente illegittima, ma ha operato in alcuni punti questa sentenza, poi lo sappiamo dal comunicato stampa che è stato diramato e ovviamente dispositivo e motivazioni saranno depositate più in là, però
su alcuni punti come gli equilibri tra Parlamento e Governo o addirittura sugli strumenti da utilizzare, per esempio per determinare i LEP, e anche sul fatto che non si possano delegare alle regioni intere materie, ecco, la sentenza è intervenuta su questi punti. Queste singole e specifiche disposizioni, si legge nel comunicato stampa che è stato diramato, sono state giudicate, ecco, incompatibili con la Costituzione, ma ha salvato l'intervento della consulta, ha salvato in definitiva tutto l'impianto, se vogliamo, la gran parte dell'impianto di questa norma, di questa normativa, e ovviamente ci torneremo anche su questo punto, cioè di un intervento così ehm, circoscritto su determinati temi, ci torneremo con l'editoriale invece di Bruno Vespa per il resto del Carlino. Ma leggiamo allora, ecco, questo incipit dell'articolo di Pietro Senaldi con l'intervista a Zaia. Quindi, l'autonomia è nella cultura e nelle anime delle persone in Veneto, tanto che non è raro trovare scritte come quelle che aprono questa conversazione sui muri della Serenissima. Si va avanti, precisa subito Zaia, intercettato tra i militanti umbri nell'ultima tappa della campagna elettorale prima del voto. Non lo dico io, ma la sentenza della consulta che ha stabilito che l'autonomia differenziata è costituzionale e ha riconosciuto il ruolo fondamentale delle regioni nel rispetto dell'unità della Repubblica. Non capisco invece l'esultanza dei nemici dell'efficienza e della responsabilizzazione delle regioni e neppure gli analisti che sostengono che io esca sconfitto da questo verdetto. Per me questa decisione è una vittoria, incalza il presidente veneto, lamentando la manipolazione della sentenza operata dalla sinistra con interpretazioni non autentiche. La legge che infatti è stata fatta approvare dal ministro Calderoli funziona. Il suo scopo non è stato mai quello di far venir meno il principio di sussidiarietà, né consentire una secessione dei ricchi, ma proprio come chiede il dispositivo della sentenza, migliorare l'efficienza degli apparati pubblici per rispondere più prontamente ai bisogni dei cittadini. Una parte della norma ora deve passare invece al vaglio del Parlamento. Meglio, risponde Zaia, così sarà blindata, rafforzata dall'avallo dei deputati che appunto hanno questo potere di emendarla e non solo del governo. Quello che vi dicevo, no, nell'intervento della consulta che si chiede per alcuni punti, per esempio per i LEP, che non ci possa essere un DPCM del Presidente del Consiglio. Anche qui verrebbe da obiettare, però quando magari Conte ricorreva allo strumento del DPCM, che è una fonte normativa secondaria, quindi di rango sicuramente inferiore, no, addirittura regolamentare, di rango quindi inferiore alla legge, nessuno obiettava che con quello strumento venissero però limitate delle libertà costituzionali. E vabbè, piccola digressione qui di chi vi parla. Zaia sfreccia veloce come l'auto che l'ha portato al comizio, dribbla le eccezioni di chi gli ricorda il passaggio alle Camere e che questo passaggio è destinato a rallentare i tempi. Qui, no, prosegue Pietro Senaldi. Io credo, risponde Zaia, che replica appunto, che dopo questa sentenza della consulta a finire male non sarà l'autonomia, ma il referendum per abolirla, visto che con l'intervento del Parlamento non ci saranno più le ragioni per farlo. Ai giuristi che dai giornali progressisti, io direi centralisti, corregge il Doge, sostengono che la Corte Costituzionale ha fatto a fette la legge Calderoli, per esempio Gaetano Azzariti, e che il disegno di legge ora è uno zombie, Michele Ainis, Luca il Serenissimo risponde che non è così. I lavori sull'autonomia, spiega appunto Luca Zaia, possono proseguire per le 9 materie che non prevedono i LEP, i livelli essenziali di prestazione, come giudice di pace, il commercio estero o la protezione civile, sulla quale in Veneto abbiamo una riunione proprio la prossima settimana. Il buco nel muro è stato realizzato, per usare una metafora. Non mi sorprende, prosegue il governatore, che il giudice abbia ritenuto illegittimo il trasferimento di intere materie. La nostra posizione è sempre stata che l'autonomia differenziata deve basarsi su una definizione puntuale delle funzioni amministrative e legislative, nulla di più. Certo, concede Zaia, forse qualche errore di comunicazione è stato commesso, come l'uso della parola LEP, che ha complicato la comprensione della legge come oggi complica quella della sentenza. Il governatore conduce la sua battaglia dal 2017 quando, e qui assolutamente giusto e doveroso ricordarlo, pensate il 98,1% dei veneti,
appunto andò alle urne per quel referendum, votò l'autonomia differenziata e molti tornarono addirittura dall'estero in Veneto proprio per il referendum. È una volontà popolare netta e legittima che la politica ha il dovere di rispettare. Da allora ci hanno provato in tanti a boicottare l'iniziativa. Ci impedirono pure di usare le schede elettorali, spiega. Per questo non mi stupisco più del clamore e delle interpretazioni strambe e stravaganti suscitate dalla sentenza e tiro dritto aspettando di leggere le motivazioni. Siamo sulla strada giusta, ora non resta che mantenere il processo saldo sui binari dell'efficienza. Sono contento perché il Veneto sta compiendo questa parte da apripista per tutti, proprio per rendere le regioni più in grado di rispondere con immediatezza alle esigenze dei cittadini. Il punto negli anni non è mai cambiato, poiché è stata la Lega a intestarsi per prima il referendum, si è voluta invece fare di una battaglia per migliorare i servizi e l'efficienza di una sfida politica, quando invece è solo un tentativo di portar fuori l'Italia da una situazione di centralismo medievale, come peraltro ci chiede la Costituzione, puntualizza il governatore. E qui magari chiosiamo che questo aggettivo medievale con centralismo non ci sta nemmeno bene, perché il Medioevo è stato anzi il periodo forse, in alcuni casi, della massima espressione delle autonomie locali con l'epopea dei comuni. Pensate anche a quello che avvenne proprio con la Lega Lombarda e ovviamente con il giuramento di Pontida e la battaglia di Legnano. Un centralismo, aggiunge Zaia, che nei decenni ha prodotto molti danni e 3.000 miliardi di debito pubblico, con i cittadini spesso costretti a uscire dalla propria regione proprio per curarsi. E non è un caso, rammenta, che l'autonomia la chiesero pressoché tutte le regioni, tra cui per esempio Bonaccini e De Luca, e adesso De Luca sappiamo come voglia invece sabotarla. Il governatore sorvola anche sulle riflessioni degli analisti vicini alla sinistra, secondo i quali a Fratelli d'Italia e anche a Forza Italia non dispiace che l'autonomia sia stata ritenuta in parte anticostituzionale e confida che in Parlamento i rilievi possano essere superati seguendo le indicazioni dei giudici, come già detto da Calderoli. E qui si torna al tema del referendum come pericolo scampato, visto l'esito incerto che avrebbe potuto affossare la norma. Su questo Zaia non vuole però lasciarsi andare a dichiarazioni politiche. Noi eravamo pronti al referendum, ma una volta che si cambia la legge viene meno la fondatezza dei quesiti, ribadisce, aggiungendo che in fondo la consulta ha dato una mano all'iter di approvazione di tutta la normativa. Un'ultima frecciatina ai rivali di sempre, però il presidente questa ultima frecciatina non la vuole risparmiare. A fine anni '90, funge, il centrosinistra, per bloccare l'avanzata della Lega, si inventò la riforma del Titolo V e la chiamò federalismo. L'autonomia differenziata ha lì il suo fondamento costituzionale e quindi chi voleva fermarci adesso finisce invece vittima del suo progetto. Ecco, giustissima qui la conclusione di Luca Zaia, perché abbiamo sentito tutte le menzogne, no, della sinistra, le critiche veementi contro questa legge Calderoli, che però è una normativa a contenuto proprio costituzionalmente obbligatorio, perché disciplina e dettaglia quello che fu inserito in Costituzione con la riforma del Titolo V e che fu inserito proprio dal centrosinistra, perché all'epoca il centrosinistra, per impedire che si dibattesse di federalismo, che si realizzasse un federalismo pieno, ancora più forte, allora pensò di approvare questa riforma sull'autonomia differenziata, di inserirla in Costituzione. E quindi la legge Calderoli è semplicemente, da questo punto di vista, l'applicazione, la specificazione proprio legislativa nella legge di un contenuto che è già in Costituzione, quindi dovrebbero un po' rileggersi la Carta Costituzionale. E questo è anche l'invito che rivolge il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana alla sinistra, ve lo dicevo prima. Allora facciamo così questo passaggio un attimo velocissimo, andiamo sul resto del Carlino, perché è lì che è contenuta questa intervista ad Attilio Fontana, e poi sul tema però torna anche Bruno Vespa nella sua analisi qui per appunto il resto del Carlino, quindi ci leggiamo anche quello, così seguiamo questo filone tematico, ecco. E allora vedete qui andando avanti, no, c'è allora adesso vi ci porto a pagina 7, a pagina 3 scusatemi, e poi vi dicevo anche l'editoriale di Bruno Vespa.
E allora, ecco qua, esultano per nulla. La Corte dà ragione al nostro impianto. Ve lo zoomo perché così potete leggerlo meglio. E qui c'è appunto l'articolo di Giambattista Anastasio che contiene l'intervista ad Attilio Fontana. Qui invece vedete l'infografica, ribadito il ruolo del Parlamento, l'intervista al costituzionalista e poi tutte le materie appunto delle quali si dibatte anche per queste materie che dovrebbero essere trasferite alle regioni, anche poi sulla base di intese da ratificare dallo Stato centrale. Solo per darci ecco, un'idea generale, rapporti internazionali con la UE, professioni, commercio con l'estero, istruzione, tutela e sicurezza del lavoro, oppure anche porti e aeroporti civili. Qui giustamente si fece notare, ma se ci sono dei poli strategici, no, di hub aeroportuali importantissimi che poi importantissimi, quindi di snodi fondamentali, perché la regione non può intervenire, non può disciplinarli con legge regionale, quando sono comunque un volano di crescita, un fattore di crescita, di sviluppo per il territorio. Oppure vedete tutela dell'ambiente, promozione attività culturali, non le leggiamo tutte, ma comunque le state vedendo, energia, ordinamento della comunicazione. E allora inizia questa intervista a Attilio Fontana, il presidente di Lombardia, con questa metafora calcistica: è come quando il Milan vince 3-1 con Real Madrid e c'è chi ripete che il Madrid ha giocato bene. Vero, però il Real Madrid alla fine ha perso. Attilio Fontana, presidente leghista e tifoso milanista, presidente leghista di Regione Lombardia, inquadra così il dibattito sulla legge per l'autonomia differenziata dopo il pronunciamento della Corte Costituzionale che è stato mosso dai ricorsi delle regioni contrarie e rosse, Toscana, Campania, Puglia e Sardegna. Tradotto dal gergo calcistico, il giudizio di costituzionalità della consulta è una vittoria storica, anche se i ricorrenti hanno ottenuto modifiche in più punti. Presidente Fontana, qui appunto domanda l'intervistatore Giambattista Anastasio, sono 7 i punti ritenuti incostituzionali dai giudici, per questo la sinistra già no, grida al successo e appunto parla di riforma demolita. A me sembra perfino superfluo discuterne, risponde Fontana, vedete qui inquadrato nella foto. Perché? Perché appunto i governatori e i partiti di centrosinistra avevano chiesto che fosse dichiarata l'illegittimità costituzionale di tutta la legge, di tutta la normativa. La Corte invece ha sancito che non è incostituzionale, ma che chiaramente bisogna apportare alcune modifiche, però non ne stravolgono l'impianto, l'assetto completo. E qui vedete anche il virgolettato: i LEP devono essere approvati dal Parlamento, cambia la modalità, non l'impianto. No alla delega di intere materie alle regioni, inammissibile che sia il governo, quello che vi dicevo prima, a definire i LEP. Rischio di favorire le amministrazioni inefficienti e di rompere il vincolo di solidarietà della Repubblica. Rilievi non secondari, quelli della Corte. Domanda qui l'intervistatore e risponde Fontana. Quanto ai LEP, la consulta ha affermato che devono essere approvati dal Parlamento e non dal governo, ma questo cambia le modalità del provvedimento, non l'impianto, quello che stavamo leggendo appunto dal virgolettato. Quanto al rischio di favorire regioni inefficienti, credo che non ci siamo proprio capiti e loro stessi non abbiano capito questo. La modifica delle aliquote di compartecipazione al gettito dei tributi utile a gestire proprio le funzioni che vengono trasferite dallo Stato alle regioni è prevista solo nel caso in cui la regione abbia saputo gestire quella funzione spendendo meno di quanto spendesse lo Stato. E allora si riduce l'aliquota e nel caso in cui ci sia un abbassamento del gettito fiscale e allora si alza l'aliquota. Quindi viene smontata, vedete, anche questa critica qui sulla la modifica delle aliquote di compartecipazione proprio al gettito erariale statuale. L'indebolimento del vincolo di solidarietà paventato dalla Corte Costituzionale, altra domanda per Fontana, per Attilio Fontana, che risponde: leggeremo le motivazioni della sentenza in modo da poterne capire di più, ma in questo momento non comprendo perché debba esserci questo rischio, visto che nessuno dice che le regioni debbano trattenere più risorse. Le risorse devono essere trasferite in base LEP o alla spesa storica se si tratta di materie non LEP. In alcun modo si lede il principio di solidarietà. E poi teme che si vada per le lunghe ora che la legge va modificata in Parlamento e che sui LEP
c'è da restituire questa centralità appunto alle Camere. E poi la risposta di Fontana. Sulle materie non LEP non credo che cambierà nulla, perché non sono sfiorate dalla sentenza. Sul fatto che debba essere il Parlamento a definire invece proprio questi LEP, che sia il Parlamento a definirli, io non mi strappo i capelli. Dovrebbero strapparseli quelli del centrosinistra, perché se fossero coerenti, dato che l'accordo firmato da Bonaccini con il sottosegretario Bressa tagliava completamente fuori il Parlamento, lo bypassava più brillantemente di quanto appunto preveda la legge Calderoli. Elly Schlein dice che dovete rileggervi la Costituzione. Lei invece dovrebbe leggerla almeno una volta, risponde Fontana, scoprirebbe che prevede l'autonomia. E infatti qui anche l'ultimo virgolettato, quello che appunto vi stavo anticipando prima, cioè Schlein legga la carta, l'autonomia è già prevista al suo interno. Questa appunto la risposta di Attilio Fontana, abbiamo detto no, è iniziata con un paragone calcistico, con questa metafora calcistica, visto che molti dicevano ah sì, ma alla fine avete perso la partita. Beh no, perché è stato messo nero su bianco che questa riforma è costituzionale, è assolutamente compatibile con la Costituzione, sono stati individuati però dei punti su cui si chiede l'intervento, si chiedono delle modifiche. Quindi è una situazione ben diversa da quello no, che sostiene la sinistra, perché proprio non c'è stato accoglimento del quesito referendario, non ci poteva essere abrogazione, dato che autonomia differenziata come appunto nuovo propria declinazione anche dell'assetto autonomistico, regionalistico dello Stato italiano è stato inserito appunto proprio dal centrosinistra con la riforma del Titolo V nel 2001. E poi vedete qui invece l'intervista a Eugenio Giani per la Toscana, appunto il presidente della Toscana, una delle regioni rosse, come abbiamo ricordato, che aveva mosso questo ricorso contro la normativa Calderoli. Qui vedete il suo virgolettato: "Credo che l'Italia debba crescere tutta insieme, senza che nessuno resti indietro". E poi, invece l'altro virgolettato: "Non puoi passare alle regioni circa 20 materie è follia". E allora leggiamo appunto alcune delle domande qui prima della pausa, poi ovviamente continuiamo ad affrontare il tema anche con l'editoriale di Bruno Vespa che riguarda che analizza anche un po' la situazione internazionale, ma poi che si sofferma anche su questo tema. E allora vedete, presidente Gianni, qui la domanda appunto di Emanuele Baldi, lei vede il bicchiere mezzo pieno? Io direi quasi del tutto pieno, sentite che trionfalismo, no? Ci spieghi, beh, la consulta ha riconosciuto l'incostituzionalità in 7 punti della legge. Di fatto i ricorsi delle regioni sono stati accolti, ma vorrei soffermarmi subito su un punto. Prego, evitiamo fraintendimenti. Io sono da sempre un sostenitore dell'autonomia regionale, ma deve essere impostata correttamente, altrimenti si creano danni all'equilibrio tra regioni, creando disparità. Sono perché l'Italia cresca tutta assieme, senza che nessuno resti indietro, quello che abbiamo letto, no, prima dal virgolettato. Però vedete le risposte di Giani, cioè come al solito viene quasi da pensare, no, siccome adesso questa autonomia differenziata è stata realizzata dal governo di centrodestra, da Calderoli, allora ci si deve per forza schierare contro o trovare il pelo nell'uovo, stare lì a vivisezionare, a spaccare il capello in 4. Perché vedete, no, le risposte sono così molto generiche, vaghe, ma sì, io sono il primo sostenitore a favore dell'autonomia regionale, però scritta in questo modo, impostata così, è un errore. E allora la domanda più puntuale, più specifica: cosa c'è di sbagliato fondamentalmente nella legge Calderoli secondo lei? E allora la risposta: di fatto è una riforma, secondo Giani, che mira a costruire 20 regioni a statuto speciale, cioè uno Stato federale. E noi rispondiamo: beh, ben venga finalmente lo Stato federale. Prima appunto parlando di Risorgimento, Unità d'Italia, citavamo il Cattaneo, che poi fu riletto e rianalizzato anche da Miglio, vi ricordate, l'ideologo appunto della Lega. E invece la Repubblica Italiana, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali, quindi l'autonomia più che differenziata deve essere equa e solidale, altrimenti è una follia, non puoi passare alle regioni circa 20 materie. Diverso è il discorso delle funzioni amministrative e legislative. E insomma, secondo lui è un'autonomia che viene reimpostata in maniera scriteriata
e soprattutto che minerebbe il principio di solidarietà, ma abbiamo sentito prima dalle parole di Attilio Fontana, non è assolutamente così. Piccola pausa, ci troviamo fra pochissimo. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi. Radio Libertà non ha filtri né censure, ascolta la gente e parla come la gente. A te la linea. Allora, completiamo questa intervista proprio a Eugenio Giani, il presidente della Toscana, e qui si risponde, no, si obietta da Emanuele Baldi che sta conducendo l'intervista, che è un po' il punto cardine, riferito al fatto che, insomma, con la riforma Calderoli verrebbero passate quasi circa 20 materie e poi si potrebbero rinegoziare senza indicarle specificatamente. E qui Eugenio Giani ovviamente risponde esatto, come per dire: "Ah, così viene smantellato tutto l'impianto della riforma, viene smantellato, sarebbe picconato da questi interventi della Consulta". Il governo, risponde appunto il presidente della Toscana PD, vuole intervenire sulle materie. La Corte ha affermato che è incostituzionale trasferirle, anche perché sono già regolamentate in Costituzione. Ci sono quelle esclusive dello Stato e quelle concorrenti. Vanno specificate funzioni e procedure con cui le regioni esercitano le proprie competenze. È un argomento molto tecnico, semplifichiamolo. Prendiamo la Toscana che è ricchissima di beni culturali, la materia è ovviamente statale, statuale. Le funzioni le condividerei con la regione per migliorarne l'accesso e la gestione. La Lega sembra soddisfatta mentre lei parla di pilastri buttati giù dalla Corte. Quali? Il ruolo del Parlamento che è sostanzialmente assorbito dal governo. Poi questione economica, si diceva che la legge non avrebbe avuto costi per lo Stato, non è così. Addirittura il governo avrebbe potuto premiare regioni per affinità partitica, indicando criteri ad hoc per la definizione dei livelli essenziali di prestazioni. E il significato politico c'è ed è forte. La legge va riscritta e comunque che anche il presidente della Calabria, Occhiuto, Forza Italia, aveva chiesto una moratoria. L'aver fatto invece passare questa legge a colpi di maggioranza a Roma ha portato allo stop della consulta. E quindi sentite, secondo lui, secondo Giani, si sarebbe creata questa disparità economica e semplicemente poi avrebbe addirittura, ha aggiunto lui, ci sarebbero stati anche ulteriori costi per lo Stato. Ma come abbiamo sentito, no, da Fontana, tutto smentito anche per quanto riguarda la critica proprio alle modifiche delle aliquote di compartecipazione al gettito dei tributi. Ma, vi dicevo che appunto per quanto riguarda il resto del Carlino e sullo stesso tema, adesso vi ci riporto, c'è anche l'editoriale proprio di Bruno Vespa che tratta questo tema. E allora andiamo anche qui a leggerlo. Vedete intanto prima pagina del Resto del Carlino di oggi, ovviamente anche con l'analisi del voto per l'Emilia Romagna, vedete -1 di giorni al voto. Ormai siamo proprio appunto al rush finale. Gli ultimi appelli, Zaia che lancia Ugolini, Prodi che spinge De Pascale, e qui andiamo anche a pagina 10 e 11. Prima di vedere l'editoriale di Vespa che vi stavo citando, vedete qui Zaia che lancia Ugolini: "Sostenete Elena, solo così ce la faremo". Il governatore del Veneto nell'azienda agricola forlivese Sapore di Romagna: "Agite fino all'ultimo come se a separarci dalla vittoria ci fosse un solo voto". E poi si vota anche in Umbria, qui ovviamente viene ricordato, proprio appunto dal Resto del Carlino. L'infografica invece, qui siamo sempre a pagina 10 e 11, no, vedete del Resto del Carlino, l'infografica è proprio sul dibattito relativo alle varie materie, nella sfida tra i 2 contendenti qui in Emilia Romagna. E allora, attacchi e argomenti, com'è stato il confronto De Pascale-Ugolini? Abbiamo calcolato come i principali candidati hanno speso il tempo a loro disposizione. Il tempo per esempio impiegato ad attaccare l'avversario sui temi chiave, ecco, su quali argomenti ci sono state scintille. E qui vedete tutta l'analisi proprio di minutaggio, anzi verrebbe da dire proprio secondi per secondi. Tempo dedicato ad attaccare l'avversario, quindi vedete Michele De Pascale quanto tempo che, hai appunto impiegato per quest'attacco contro la Elena Ugolini. La Elena Ugolini molto di meno, 2,53. Tempo dedicato
ad attaccare l'avversario e il suo gruppo politico di riferimento, quindi centrodestra e centrosinistra, e qui vedete la sommatoria perché c'è l'analisi sia ovviamente Michele De Pascale, un attacco Ugolini 2 minuti e 11 secondi, attacco invece centrodestra 2 minuti. Elena Ugolini vedete ha dedicato molto meno tempo all'attacco, quindi contro l'altro candidato De Pascale, 48 secondi. E qui invece l'analisi sui temi affrontati, per esempio 1 minuto, tempo dedicato da Michele De Pascale sulla sanità, Elena Ugolini 23 secondi sull'alluvione. Si è svolta nei locali di sezione e di selezione e stoccaggio frutta della società agricola Forlivese Sapore di Romagna, questo invece per l'incontro, no, di Luca Zaia che è andato a trovare Elena Ugolini, la candidata appunto del centrodestra per il sostegno, proprio in questa tappa ultima della campagna elettorale della Lega. Ospite appunto d'onore il governatore del Veneto ed ex ministro dell'agricoltura con il governo Berlusconi, Luca Zaia. Ad affiancarlo in una sortita non prevista in calendario la candidata civica sostenuta dal centrodestra alla presidenza regionale Elena Ugolini. La Sapore di Romagna è stata vittima di 2 calamità a distanza di pochi anni nel 2016. Un incendio infatti ha raso al suolo i capannoni, che sono stati poi ricostruiti da zero, e poi nel maggio 2023 l'alluvione ha toccato diversi locali dell'azienda e forse per la sua storia di rinascita è stata scelta come sede di uno degli ultimi comizi prima del voto di domani e lunedì. Parlando di amministrazione regionale, io cito sempre Luca Zaia, ha cominciato Elena Ugolini. Per tanti aspetti farò riferimento proprio al Veneto, penso all'aiuto alla famiglia, alla gestione del territorio, alle politiche europee, ecco, alla gestione del territorio. E qui ci sarebbe tanto da ridire sul fatto che in Veneto, durante tutti questi anni di presidenza Zaia, non si siano mai verificati questi disastri, le alluvioni che si sono ripetute in Emilia Romagna. Però anche lì poi si è voluta dare la colpa da parte della sinistra al governo centrale che aveva stanziato fondi che poi non sono stati spesi dalla regione e invece dicevamo in Veneto quanti interventi per la realizzazione, no, di argini, proprio per evitare che si creassero, che si producessero questi disastri. La regione non deve più essere un impedimento alla crescita, ma al contrario deve proporsi come un fattore di crescita e in questo il governatore Zaia è un esempio, ha appunto ribadito la Nicolini. Del resto mi dicono che praticamente tutti i cittadini del Veneto hanno il tuo numero di telefono. Pensate, no? Pensate che il rapporto tra i cittadini veneti e Luca Zaia e perciò poi viene rieletto con queste percentuali bulgare plebiscitarie, anzi non bulgare, lui si diverte, no, lo stesso Luca Zaia a dire percentuali venete. Questo è anche il nostro obiettivo, ascoltare le persone. Noi vogliamo essere al servizio dei cittadini non come Bonaccini che ha lasciato prima di finire il suo mandato perché doveva pensare ad assicurarsi un altro posto, appunto all'Europarlamento, oppure come Michele De Pascale che appunto ha abbandonato il suo ruolo di sindaco con 2 anni di anticipo, tradendo chi l'aveva votato. E qui vedete il virgolettato, rispetto le idee di tutti, prima della Lega c'è il Veneto. Scelgo la campagna e non la grande città, qui si crea la ricchezza. E poi la parola passa a Zaia. Sarei potuto andare a parlare in qualche grande città, e invece ho scelto di venire qui perché è importante andare nell'ultimo miglio, nelle campagne e dalle imprese. Per noi è sempre stato fondamentale sostenere chi crea ricchezza. Zaia parla anche dell'alluvione, tracciando un parallelismo tra quella che ha toccato la Romagna nel 2023 e quella che ha infuriato in Veneto nell'anno del suo primo mandato. E qui appunto la spiegazione, quello che vi dicevo su tutti gli interventi in Veneto per evitare che si producessero, si creassero quelle catastrofi. Ricordo che nel 2010, quando entrai in carica, il mio battesimo di fuoco fu l'alluvione, battesimo sì appunto d'acqua. Da allora abbiamo aperto 3000 cantieri e creato 23 bacini di laminazione e non abbiamo più visto disastri come allora. Quindi pensate 3000 cantieri, 23 bacini di laminazione. Questo per dire che la priorità deve essere sempre la messa in sicurezza di vite e imprese. Quindi interventi che magari invece vengono ostacolati da quella sinistra ultraambientalista secondo la quale non si può toccare l'ambiente, no? Assolutamente, perché se no si danneggiano magari le nutrie. Zaia poi si sposta sul tema dell'agricoltura. Se non ci fosse, crollerebbe tutto il palinsesto del paese.
Noi siamo conosciuti per questo nostro food, proprio per la cucina italiana, e se non fosse per i nostri agricoltori non avremmo l'autonomia alimentare, la salubrità e il turismo. Pensiamoci, senza radicchio e prosecco ci sarebbe lo stesso turismo in Veneto? Poi si parla tanto di ambientalismo, ma si dimentica che i primi ambientalisti sono proprio gli agricoltori. Ecco, questo poi ce lo siamo sempre ripetuto quando dall'Unione Europea venivano determinate politiche come quella per esempio sul ripristino della natura che miravano a demonizzare gli agricoltori, a dipingerli come quelli che violentano l'ambiente, no, che lo stuprano, che lo rovinano, che lo danneggiano, quando sono i primi custodi, sono proprio quelli che stanno lì a proteggere l'ambiente, a salvaguardarlo e appunto a conservarlo. Il governatore del Veneto nella sua regione ha vinto con una percentuale schiacciante e sulla conclusione ha voluto sottolineare la sua ricetta che sembra vuole essere quasi un monito rivolto a Ugolini. Io non ho mai politicizzato l'amministrazione regionale, rispetto le idee di tutti, quello che stavamo leggendo, no, proprio dal virgolettato, eccolo qua. Prima della Lega c'è il Veneto. E qui aggiunge Zaia, no, quando dice: "Io rispetto le idee di tutti e ogni giorno penso che devo rappresentare anche chi alle urne non mi ha votato. La Lega mi ha dato tanto, ma per me prima del mio partito viene sempre il Veneto." L'appello finale poi è a chi è chiamato alle urne: invitate i vostri amici a votare per Elena Ugolini e comportatevi fino all'ultimo come se a separarci dalla vittoria ci sia un solo voto. Solo così ce la faremo. E allora, queste le parole di Zaia invece a sostegno proprio della Elena Ugolini. Fra poco ci leggeremo anche invece l'intervista a Tesei su Libero, ma prima vi dicevo andiamo, a pagina appunto 3, scusatemi, a pagina, sì 7 del Resto del Carlino, invece l'editoriale di Bruno Vespa, su anche questo tema, no, dell'autonomia differenziata dell'intervento della consulta. Vedete l'analisi appunto di Bruno Vespa, pagina 7 del Resto del Carlino di oggi. Ma Fitto ormai è blindato, decisivo l'ok del Colle. Quindi qui si ritorna all'altro tema, quello del voto del vicepresidente esecutivo della commissione. E allora eccoci qua, vedete, ma Fitto ormai è blindato, decisivo l'ok del Colle. Anche se i socialisti dovessero votare no, è sicuro di passare al voto segreto. La conferma del ministro sarebbe una vittoria politica di Meloni. Quindi, prima parte di questo editoriale dedicata all'analisi di quelle che potrebbero essere le prospettive per Fitto, appunto, nella Commissione europea. Allora, prima di leggerlo, però, iniziamo a leggere i vostri messaggi, che sono tantissimi. Ecco qua, perché se no, ripeto, poi si accumulano, perciò preferisco un attimo interrompere la rassegna stampa. Ma se la Costituzione prevede l'autonomia, perché i magistrati devono sempre, come dici te, trovare il pelo nell'uovo per rallentare sempre? E qui non si è firmato il nostro radioascoltatore, ma abbiamo visto che comunque l'intervento della consulta ha salvato tutto l'impianto della riforma, la gran parte della riforma, ma è stato un intervento su 7 punti, ecco, su questi punti che ha chiesto la modifica. L'abbiamo detto prima, no, l'abbiamo analizzato, cioè per esempio il fatto che, sui LEP debba intervenire il governo e non il debba intervenire, scusatemi, non il governo, ma il Parlamento nella definizione. Poi un altro messaggio, anche questo credo non firmato, non vedo il nome: "Buongiorno Radio Libertà, sono Stefano del Brembo, sono appunto un vecchio ascoltatore tornato dall'inferno." Caspita, addirittura, dall'inferno. Per gentilezza, se è possibile sapere i vostri nomi di questa bella rassegna stampa. E grazie a te appunto Stefano, come sapete sono Pier Vittorio affiancato qui da Lorenzo in regia e poi Mauro che ci manda, credo sia sempre lo stesso Mauro, 2 messaggi. Buongiorno, Gianni, il presidente della Toscana, prima abbiamo letto la sua l'articolo contenente la sua intervista a proposito appunto di questo intervento della consulta sulla riforma Calderoli, Gianni dimostra di essere un vero comunista. Cresciamo tutti insieme è l'ideologia sperimentata a scuola. Non lasciamo indietro nessuno, così ora sono tutti indietro e ignoranti. Ma dal 48 in poi l'Italia è cresciuta tutta assieme e effettivamente Mauro, giusto questo parallelismo perché sappiamo, no, che spesso questa scuola post sessantottina ha voluto ostacolare il merito, ha contestato la meritocrazia e ha preteso che poi tutti fossero quasi sostanzialmente allo stesso livello. Tutti vanno aiutati, tutti devono essere messi nelle condizioni di poter esprimere il loro potenziale, ma se questo deve significare però che chi ha più talento poi si deve quasi spegnere, no, soffocare per stare indietro agli altri, no, cioè non si possono
imbrigliare questi talenti, in questo caso le regioni più efficienti e tarpare loro le ali, ecco. Mauro poi ci scrive: "Hai fatto bene a sottolineare la faccenda medioevo, altra dimostrazione di, alcuni diciamo semi di ignoranza che sono stati diffusi a scuola". Eh sì, perché prima abbiamo sentito Zaia diceva: il centralismo medievale di certa sinistra", ma in realtà, insomma il medioevo sì, tanti insomma le zone buie di questo periodo, ma in realtà una delle luci fu proprio quella dello sviluppo delle autonomie comunali, l'abbiamo citato prima, no, con la Lega Lombarda. Marco da Milano che ci scrive: "La sinistra italiana è completamente purtroppo sciocca. Purtroppo trova sempre i somari al suo seguito", e l'abbiamo visto proprio con i somari che sono andati a protestare, che hanno fatto questo bruttissimo gesto, questo gesto che hanno compiuto della pistola, no, P38, che ricorda tutta l'esperienza drammatica e sappiamo anche tragica degli anni '70, con questo scontro, che era endemico. I gesti della pistola P38, ma poi anche il fantoccio, l'abbiamo ricordato, il fantoccio bruciato del ministro dell'istruzione, il leghista Giuseppe Valditara. E allora scrive qui invece Bruno Vespa sul capitolo Fitto e la sua possibile nomina, appunto a commissario dell'Unione Europea e vicepresidente esecutivo della Commissione Europea: "Tutto può accadere, ma è ragionevole che Raffaele Fitto sia blindato in questo suo ruolo di vicepresidente esecutivo della Commissione UE". Riepiloghiamo: per ratificare la nomina dei commissari servono i 2/3 dei votanti, che si raggiungono solo con un accordo più largo della maggioranza Ursula. I socialisti e anche la segreteria del PD vogliono che a Fitto venga tolta la vicepresidenza perché, fa parte dei conservatori e riformisti che non hanno contribuito alla rielezione della von der Leyen, il gruppo che sapete guidato dalla Meloni, nel cui gruppo, c'era anche Vox di Santiago Abascal, che però è passato nei Patrioti di Matteo Salvini e Orban. Ma poiché Fitto è sostenuto con estrema decisione dai popolari, la sua conferma è decisiva per quella del vicepresidente francese e per quella dell'omologa spagnola. Qui prosegue appunto Bruno Vespa nel suo ragionamento. Il problema si apre perché i popolari spagnoli non vogliono la socialista Ribera per il suo pessimo comportamento come ministro per la protezione civile durante l'alluvione di Valencia. Vogliono aspettare di sentirla in Parlamento mercoledì 20 e avere la garanzia delle sue dimissioni in caso venga incriminata dalla magistratura. Se la Ribera non precipitasse in una situazione insostenibile e i suoi compagni non facessero un nome di riserva, votarla sarebbe il male minore, perché il pasticcio generale metterebbe in discussione la stessa von der Leyen. Insomma, una situazione delicata, perché adesso tutto questo scontro spagnolo che riguarda appunto il rimpallo di responsabilità tra la comunità autonoma di Valencia e lo Stato centrale e quindi comunque, tra 2 parti politiche nella gestione appunto dell'alluvione a Valencia, 2 parti politiche contrapposte, perché lo Stato centrale è a guida socialista, la comunità autonoma invece di Valencia con questo governo formato da popolari e Vox, e c'è, una questione che si sta adesso replicando anche a livello europeo, che si sta proiettando lì, perché i popolari spagnoli non vogliono che popolari che fanno parte della coalizione della von der Leyen, però non vogliono assolutamente la socialista Ribera. E allora, se non salta la commissione, Fitto è blindato comunque, anche se per ipotesi fosse bocciato nella votazione dei 2/3, sarebbe promosso in quella di secondo grado a scrutinio segreto. Qui ufficialmente i favorevoli e i contrari, no, sarebbero 20 contro 20, ma il commissario italiano si è già assicurato i voti dell'altra parte. D'altra parte difficilmente i democratici italiani potrebbero non tener conto della sponsorizzazione, anche questo va tenuto in considerazione, la sponsorizzazione che ha compiuto proprio il Presidente della Repubblica Mattarella a favore di Fitto, ricevendolo al Quirinale appena rientrato da Bruxelles e sottolineando l'importanza e il rilievo per l'Italia della sua nomina. E prima dicevamo che appunto c'è questo scontro all'interno dei Dem tra un'anima più istituzionale che sarebbe disposta ad appoggiare Fitto, a non perdere questa occasione comunque di un commissario europeo, appunto italiano, e invece una parte che, su questo punto non transige assolutamente, non vuole un esponente così vicino alla Meloni. È indubbio che la conferma di Fitto sarebbe una vittoria politica di Giorgia Meloni, ma l'interesse italiano in questo caso è talmente enorme da doversene fare una ragione, doversene fare il PD.
I rischi per i socialisti sono ben altri. Le elezioni tedesche di febbraio, a scontata vittoria popolare, spostano a destra il PPE, che ha l'incubo della crescita degli estremisti di destra, appunto di AfD, Alternativa per la Germania. Formalmente nessuno mette in discussione la maggioranza Ursula, senza i conservatori, ma come ha dimostrato il voto dell'altro giorno sul rinvio delle sanzioni ai paesi che tagliano troppi alberi, su alcuni temi il PPE farà maggioranza a destra contro socialisti e verdi. Questo, se vi ricordate, l'avevamo già annunciato, e cioè, non dico quasi esultanti, ma avevamo detto: "Che bello, è vero che si è riformata la solita ammucchiata socialisti popolari a sostegno della von der Leyen, ma stiamo vedendo che su tanti temi, anche su quei temi che riguardano le eurofollie dell'ecologismo, dell'estremismo ecologista, il Partito Popolare sembra essersi finalmente svegliato, il PPE inizia a votare con il blocco invece degli altri partiti di centrodestra, quindi per esempio con il gruppo della Meloni o con il gruppo di Salvini e Orban e Patriots for Europe. L'altro elemento a favore della Meloni, maturato in questa settimana, e qui interviene Vespa per commentare la decisione della Corte Costituzionale, è proprio la decisione della Consulta che qui, scrive lui, avrebbe tagliato le unghie all'autonomia differenziata. Quindi, secondo Bruno Vespa, è presto per capire che cosa in concreto esiga davvero la Corte, ma 2 punti sono chiari. Viene ribadito che lo Stato può delegare alle regioni solo funzioni regolatorie, non la titolarità di intere materie, e soprattutto che cadono le premesse per il referendum abrogativo. E lo dicevamo prima, questo non è roba da poco, che cadono le premesse per il referendum abrogativo. Cioè, Schlein e compagni sostenevano: "Ah sì, noi presentiamo il ricorso, no, e in modo tale poi chiederemo anche il referendum abrogativo, faremo abrogare tutta la normativa, la faremo dichiarare e risultare totalmente incostituzionale". Quanto poi di più sbagliato, perché abbiamo visto l'intervento della Consulta, ha detto: "Ma no, assolutamente, la normativa nel suo assetto generale globale è compatibile con Costituzione". Sono alcuni punti che andrebbero modificati. 2 decisioni, qui conclude Vespa, che la Lega formalmente ha incassato con modesto disappunto, inferiore al sollievo di Forza Italia e dello stesso Presidente del Consiglio. Quindi sostanzialmente qui Vespa conclude dicendo che questa decisione della Corte Costituzionale, che secondo Giani, presidente della Toscana, non è nemmeno un bicchiere mezzo pieno, mezzo vuoto, ma è più un bicchiere, diciamo, no, pieno per loro della sinistra, in realtà, chiedendo di puntualizzare, ecco, alcuni aspetti, questo intervento della Consulta dà appunto un po' una boccata d'aria a chi nel centrodestra non era tanto entusiasta per questa nuova devolution, come viene chiamata per esempio oggi sulle colonne del Corriere della Sera. Ma allora, prima di dobbiamo affrontare, dicevamo, gli altri temi, no, le altre tematiche, per esempio, citando prima la campagna elettorale della stessa Tesei in Umbria. E allora io direi che possiamo fare quest'altro cambio, quest'altra virata, perché vedete il tempo vola. Avevamo tanti articoli con queste interviste anche ad esponenti leghisti, o comunque riflessioni su quello che sono state le dichiarazioni salienti di esponenti leghisti, quindi dovevamo per forza leggerli, non potevamo, no, ignorarle, dovevamo leggerle integralmente, ma vi dicevo che per esempio non possiamo perderci l'intervista a pagina 9 proprio alla presidente uscente dell'Umbria, Tesei, che è impegnata, leghista anche lei, impegnata appunto per questa riconferma. E allora io vi apro da qua, vi riapro Libero e andiamo a pagina 9, vediamo se riesco ad aprirvela già da qua e a condividervi subito lo schermo. Vedete, ecco qua, la sanità in Umbria, qui nella foto Donatella Tesei, la sanità in Umbria è stata sfasciata dal centrosinistra. E qui giustamente la precisazione, quando io sono arrivata la regione era in ginocchio e isolata, c'erano ancora le macerie del terremoto e la situazione negli ospedali non era nemmeno migliore. Col duro lavoro siamo tornati centrali. Anche qui, virgolettati, l'occupazione. Abbiamo un tasso di occupazione del 5% più alto della media nazionale e i disoccupati sono al minimo. Per quanto riguarda l'aeroporto, è quello che è cresciuto più di tutti, è anche grazie a questo che il turismo è salito del 15% rispetto al 2019. E infatti, vedete, qui sono tanti, no, i temi con le domande che vengono rivolte, però io tornerei a pagina 1 perché l'incipit è qui, vedete, la prima pagina proprio di Libero,
sanità sfasciata dai progressisti. Donatella Tesei, ci siamo. Dopo settimane di schermaglie, domani mattina anche in Umbria si apriranno i seggi. Stavamo leggendo, questa appunto è l'intervista condotta da Fabio Rubini. Allora ritorniamo adesso a pagina 9 ed eccoci qua. E allora si inizia con questi seggi che si apriranno domani per l'elezione del presidente della regione in Umbria. Il centrodestra unito e compatto ha riconfermato la fiducia alla governatrice uscente, Donatella Tesei, protagonista di un mandato, quello giunto al termine, che ha rilanciato l'Umbria sotto tutti i punti di vista. Il suo principale avversario sarà il sindaco di Assisi Stefania Proietti, appoggiata dal cosiddetto campo largo di centrosinistra. E qui giustamente no, si risprecheranno le battute di chi ha fatto notare che questo campo largo avrebbe dovuto trionfalisticamente sbaragliare il centrodestra, ha perso tutte le elezioni regionali, se non forse, ecco, se non quella della Sardegna per poco, e quindi tanti hanno detto questo più che campo largo sembra un campo minato al suo interno per tutte quelle fibrillazioni, frizioni interne, se non addirittura un campo santo, vista proprio la morte di questo progetto politico. E allora l'Umbria, va ricordato, 5 anni fa andò al voto, proprio al voto anticipato addirittura, a causa di un'inchiesta sulla sanità che portò alle dimissioni dell'allora governatore del centrosinistra, la Catiuscia Marini. E allora la domanda che rivolge Rubini alla presidentessa Tesei: Tesei, giovedì nel comizio che si è tenuto con tutti i leader del centrodestra, lei ha affermato: quando sono arrivata l'Umbria era in ginocchio, colpita al cuore e con le macerie del terremoto. Esagerazione da propaganda elettorale o realtà? Realtà pure, risponde la Tesei. Io sono arrivata nel 2019, ma già l'anno prima l'Umbria era scesa nelle valutazioni a regione in transizione. Regione in transizione è una definizione che si traduce in immobilismo e mancanza di sviluppo economico. E le macerie del terremoto? E qui risponde la Tesei: ho dovuto firmare io le ordinanze in deroga per sgomberare, pensate, no, tutte queste macerie. E tenga presente che il terremoto c'era stato 3 anni prima e la ricostruzione non era ancora avviata. Da allora sono sempre stata presente alle cabine di regia per la ricostruzione e oggi siamo la regione, tra quelle colpite dal sisma, che è più avanti nelle opere di ripristino sia pubbliche sia private. Durante il suo mandato ha lavorato molto anche sulla viabilità della regione. Com'era la situazione al suo insediamento? L'Umbria era completamente isolata, chiusa, senza vie di comunicazione veloce, non c'erano autostrade, non c'era l'alta velocità. Anche in questo caso ci siamo rimboccati le maniche e abbiamo lavorato per rimediare a questa situazione. Alla fine del suo mandato, com'è cambiata la viabilità in Umbria? Abbiamo lavorato per la realizzazione di una stazione per l'alta velocità che a regime accoglierà dalle 12 alle 14 coppie di treni che collegheranno con l'alta velocità l'Umbria sia al sud sia al nord. Poi abbiamo ripreso in mano il progetto del raddoppio della Orte-Falconara, che era stato completamente abbandonato, e abbiamo ammodernato la ferrovia centrale Umbra, sul cui percorso ci crescevano pure gli alberi, che sarà la ferrovia della dorsale Umbra, pronta nel 2026. 26. Per quanto riguarda la viabilità stradale, stiamo completando con ANAS la E45, che al termine dei lavori sarà una superstrada con tutte le caratteristiche di una vera e propria autostrada. E allora, vedete qui l'ultima parte dell'intervista, chiedo a te Lorenzo, vero, abbiamo ancora 1 minuto prima del break, poi completiamo al ritorno. Anche l'aeroporto internazionale di Perugia ha avuto una bella spinta sotto il suo governo, o no? Domanda Rubini. Risponde la Tesei: è l'aeroporto dei record, quello che in percentuale è cresciuto più di tutti per numero di passeggeri in transito. Quest'anno siamo a 532.000 e siamo già pronti per ampliarlo e arrivare così a 1 milione di passeggeri. Come avete fatto a realizzare tutte queste opere? Come ci siete riusciti? Abbiamo approntato progetti credibili e grazie a quelli abbiamo ottenuto risorse e continueremo a realizzarli. Per il futuro di questa regione ci sono già 6 miliardi di investimenti. Anche per questo è importante che il centrodestra continui a governare l'Umbria. Tutto questo sviluppo ha ovviamente recato dei benefici al territorio, assolutamente sì, innanzitutto nel settore turistico. Grazie soprattutto all'aeroporto abbiamo aumentato del 15% il numero dei turisti rispetto al 2019. Tutti questi investimenti hanno portato l'Umbria fuori dall'isolamento in cui la sinistra invece l'aveva condannata. E infatti vedete l'aeroporto, quello che è cresciuto più di tutto. E grazie anche a questo che il turismo è salito del 15% rispetto al 2019. Questo il virgolettato. E poi la domanda: e per le imprese che avete realizzato? Abbiamo fatto bandi mirati, condivisi con le aziende del territorio e investito nella formazione per allineare la domanda delle imprese all'offerta formativa. In totale
abbiamo, pensate, investito 250 milioni di euro, che per una regione come l'Umbria è tantissimo, e i risultati si sono visti. Abbiamo un tasso di occupazione che è di 5 punti percentuali sopra la media nazionale, e anche il tasso di disoccupazione non è mai stato così basso in Umbria. E allora Lorenzo, chiedo conferma, sono già le 9:01, piccolo break, piccola pausa, ci ritroviamo fra pochissimo. La tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252. A te la linea. Grazie Lorenzo. Allora, stavamo finendo di leggere questo articolo che contiene l'intervista condotta proprio da Fabio Rubini qui per Libero di oggi a Donatella Tesei, la candidata appunto uscente della presidenza della Regione Umbria, la candidata leghista. Prima abbiamo sentito gli altri governatori di regione, ma vi ricordo, abbiamo sentito per esempio lo stesso Luca Zaia, ma potete riascoltare e rivedervi anche l'intervista che è stata condotta proprio dal nostro condirettore Giulio Cainarca e da Alessandra Mori, la nostrissima Alessandra Mori, qui per Radio Libertà. Lo trovate anche sul sito, quindi diciamo nella parte di anticipazione, in realtà già trascrizione integrale nel testo scritto, l'intervista che loro hanno condotto 13 novembre, quindi qualche giorno fa, con la presentazione anche del suo nuovo libro, L'autonomia, il suo nuovo libro di appunto Luca Zaia, Autonomia, la rivoluzione necessaria, appunto pubblicato con Marsilio, e ovviamente potete anche poi riascoltarvela, rivedervela. Ma le ultimissime domande per questa intervista alla presidente Tesei, ecco, presidente, il tema forte di questa campagna elettorale è stata la sanità. La sinistra si è scatenata accusandovi di volerla privatizzare a scapito dei cittadini umbri. Che cosa risponde, ecco, su tutto questo? Inizierei con ricordare agli elettori umbri che poco prima che diventassi presidente, la giunta di centrosinistra era stata travolta dalle inchieste sulla sanità, motivo per il quale era stata commissariata e l'allora assessore era stato arrestato. Oggi la mia sfidante, la Stefania Proietti, gira gli ospedali stracciando il nostro programma. Ecco, giusta questa risposta, perché si ricorda quello che era accaduto, perché magari alcuni elettori, che ne so, hanno un po' la memoria a breve termine e quindi non si ricordano quello che era successo, cioè che c'era stato un voto anticipato per lo scandalo della sanità, lo scandalo di quella giunta di centrosinistra, c'era stato il commissariamento e addirittura un assessore è stato arrestato. Presidente, a proposito di questo, no, del programma della sanità, sulla rete si leggono titoli sulla sanità umbra, all'epoca attenzione del centrosinistra, di questo genere, di questo tenore. Polemica all'ospedale di Orvieto dopo che per ore 2 bimbi sono rimasti in corsia. Devi fare una colonscopia con urgenza, torni alla fine del 2017 ed era il marzo 2016. Oltre 2 anni per un esame a Branca, liste di attesa nel mirino, terni, in ospedale i letti dei pazienti nei corridoi. Senza dimenticare l'intercettazione, tra l'altro fu proprio denunciata dai 5 Stelle che adesso compongono questo campo largo, camposanto con il PD, finita nell'inchiesta dove si diceva, questa intercettazione: per eliminare le liste d'attesa basta staccare i condizionatori. Vergogna, scandalo. Tutto questo prima del Covid. Risponde la Tesei: è la dimostrazione che anche in questo settore noi siamo ripartiti dalle macerie e stiamo ricostruendo tutto. Durante il Covid, nonostante i danni che sono stati commessi, siamo stati fra le regioni più virtuose, di quelle che non sono mai andate in affanno con le terapie intensive. Nel post pandemia poi abbiamo approntato un'opera di ricostruzione con ospedali e case di comunità sul territorio e con la creazione di una rete che collega gli ospedali più piccoli con 2 grandi aziende ospedaliere, con le 2 più grandi aziende ospedaliere. In questo modo sarà possibile avere medici specialisti che andranno sul territorio a visitare e a operare. Mi perdoni Presidente, le leggo un ultimo titolo dell'epoca: Sanità in crisi, l'ospedale di Terni continua a perdere i pezzi da 90. Oggi com'è la situazione? Tra le cose che abbiamo realizzato c'è anche il lavoro per far ripartire i concorsi fatti in maniera trasparente. Qui vedete c'è un piccolo refuso e quindi ripartire concorsi. Oggi, risponde la Tesei, l'80% dei posti da primario è occupato in maniera stabile. Quando siamo arrivati noi, il 50% di quei posti era occupato da facenti funzione. Questo giusto per far capire ai cittadini quanto abbiamo rovinato,
tra virgolette, ironicamente, quanto abbiamo rovinato la sanità in Umbria. E insomma, giustamente la Tesei ha risposto a queste obiezioni sulla sanità anche per far capire da dove si partiva e anche qui in senso metaforico, ma verrebbe a dire quasi letterale, dalle macerie. Ma per chiudere questa parte di rassegna stampa e io, quasi sconfortato, constato che sono le 9:06, che quindi stiamo esaurendo i nostri minuti e volano così le ore, basta leggere qualche intervista, qualche articolo, ci siamo occupati dei grandi temi, ma dobbiamo occuparci almeno del tema esteri, quindi, tema più importante forse di tutti, di queste rielezioni americane. Volevo con voi leggere, ve lo dicevo appunto, l'editoriale del nostro direttore Giovanni Sallusti su Libero di oggi, proprio in relazione alla mostrificazione che ha compiuto la Repubblica a proposito della squadra del tycoon. Nel mondo Dem chi sta con Donald è sempre cattivo. Questo scrive Giovanni Sallusti oggi. Allora, il nostro direttore, vedete qui l'articolo che segue a pagina 12, la prima pagina di Repubblica di ieri era un capolavoro involontario, un trattato sociologico implicito sui paradossi, no, che si annidano in certe direzioni, in certe redazioni, scusatemi. Allora, andiamo qui a pagina 12, vedete poi c'è anche l'editoriale di Daniele Capezzone sul ruolo di Musk in questo nuovo asse, se vogliamo, liberal conservatore nel mondo. E allora Giovanni Sallusti giustamente qui spiega il nostro direttore tutti questi paradossi della contemporaneità, ma che sono poi di certe sinistre, di certe redazioni, che poi si riassumono tutti in uno: il manganello democratico, il razzismo inclusivo, il totalitarismo dei buoni, il razzismo inclusivista. Titolone della fotonotizia: tutti cattivi di Trump, a campeggiare questo titolone sopra una serie di volti scelti da The Donald come membri della sua nuova amministrazione. Subito sotto, nello stesso riquadro, quasi a toccarsi coi ritratti di questa gang a stelle e strisce, una pensosa analisi di Luigi Manconi sul linguaggio inquinato, ovvero quello delle destre populiste. Conclusione del teorema ideologico. Repubblica ci intrattiene con un'intemerata del politologo, ricordiamolo, ex lotta continuista, sulla violenza del vocabolario della politica contemporanea, mentre a pochi centimetri di carta liquida come di carta, scusatemi, a pochi centimetri di carta, liquida e bolla come cattivi gli esponenti del prossimo sgradito governo americano. Giustamente qui fa notare il nostro direttore, certe ramanzine vengono da chi prima era in lotta continua, le ramanzine di Luigi Manconi. Stigmatizzano il linguaggio inquinato e nel frattempo lo inquinano però loro al massimo grado, confinando nella malvagità chiunque collabori col cattivo in capo, quel Donald Trump che non avrebbe mai dovuto essere presidente se solo gli elettori americani non si fossero messi in mezzo tra la pedagogia di Largo Fochetti e la realtà. E appunto Largo Fochetti, la redazione di Repubblica. Non è una prima pagina, è un monumento all'ipocrisia progressista, è un insuperato segno dei tempi, nonché sintomo di una malattia culturale e merita di essere indagato anche nel suo svolgimento interno. La fedeltà e la vendetta, così Trump sta formando il suo nuovo governo, ma estremismo e incompetenza rischiano di farlo fallire. Questi i virgolettati da Repubblica. È il sommario equilibrato si fa per dire, ironico, che introduce le pagine 2 e 3, ricalcato su un'enorme foto del profilo del tycoon, tutta ombreggiata. Non è un'analisi giornalistica, è la saga del Cavaliere Oscuro. I membri del team Trump paiono altrettante reincarnazioni del Joker, a partire dalla domanda sulla nomina più eccellente. Quale Elon Musk si presenterà a Washington? L'imprenditore geniale e creativo oppure l'eccentrico personaggio accusato di instabilità emotiva e anche di usare droghe? Sarebbe fin troppo facile obiettare che il genio contempla per definizione delle zone di stabilità, ma non bisogna però commettere l'errore di prendere sul serio loro, la redazione di Repubblica. Non è un servizio, è una mostrificazione collettiva. E allora pensate, Tom e qui, giustamente le varie esemplificazioni di queste demonizzazioni. Per esempio, no, c'è Tom Homan, lo zar anti-immigrazione, diventa l'uomo dei bambini nelle gabbie, nonostante la pratica di separare i figli dai genitori nel caso di flussi clandestini sia stata inaugurata sotto l'amministrazione Obama. Con Pete Hegseth, invece, la destra religiosa sbarca al Pentagono e per la tabella valoriale delle anime belle, destra e religione sono due lemmi negativi di per sé, due parolacce in cui si possono riconoscere solo appunto i cattivi.
C'è poi il fin troppo prevedibile Kennedy, che ha tradito la famiglia, la fedeltà ancestrale al clan è un bieco valore reazionario, a meno che la famiglia sia Dem. È insomma un climax demoniaco. Il killer dell'ambiente, Lee Zeldin, deputato e avvocato newyorkese colpevole di non condividere le paturnie cretine ultra ecologiste dell'amministrazione Biden, l'amica di Putin e Assad, Tulsi Gabbard, ma solo perché Hitler è morto, no, se no direbbero che è amica di Hitler, e poi la governatrice che ha sparato al suo cane, Kristi Noem, la cui traiettoria politica e personale da ottima governatrice del South Dakota viene compromessa tutta in quell'atto. Qui però insomma c'è anche da farsi. Qui io personalmente direi appunto, beh insomma, è stato un gesto molto sbagliato e veramente scorretto, e poi è stato ancora più grave che se ne sia vantato però in campagna elettorale. Qui dissento appunto da un partito repubblicano americano. Non è il prossimo governo degli Stati Uniti, è un'armata delle tenebre, perché i buonisti, buoni con la B maiuscola, ragionano proprio così, in termini manichei di luce e buio. Nella metacampo illuminata, che è sempre invariabilmente la loro, risplendono la conoscenza infallibile, la morale corretta, la buona politica. Di là dove si brancola nell'errore concettuale, che diventa sempre invariabilmente anche orrore antropologico, ci sono e non possono che esserci a destra soltanto umanoidi dannati, marchiati quasi teologicamente di una religione mondana che si traduce nel luogo comunismo ZTL, altrimenti ripiombiamo nella parolaccia, e che sono quindi questi di destra marchiati dal male. Insomma, è una grottesca forma di calogagazzia salottiera, sapete, no? La calogagazzia era quell'ideale greco secondo cui le persone buone e virtuose sono anche belle, e a destra, siccome sono cattivi, fascisti, eccetera, sono anche brutti, dei mostri. Quindi questa forma di calocagazia a sinistra autoproclamata è riunione di redazione dai belli e buoni che possono, anzi devono additare in prima pagina i cattivoni, un meccanismo che Salman Rushdie ha descritto così, anzitutto contro il proprio mondo liberal da cui lui stesso proveniva, e cioè sento che il vecchio apparato della blasfemia, dell'inquisizione, dell'anatema, tutto questo potrebbe essere sulla via del ritorno sotto forma laica, e appunto lo affermò lui, Salman Rushdie. Cattivi è l'anatema finale dell'oscurantismo progressista, ma anche per fortuna la dimostrazione che costoro non hanno più nulla da dire. E allora, prima di farvi sentire l'intervista appunto al consigliere dell'Assemblea Capitolina, consigliere leghista Fabrizio Santori, ultimissimo flash di questa rassegna stampa, perché sul tema invece dell'America, ma anche sul tema di questo possibile disgelo magari con la Russia di Putin, quindi una soluzione pacifica della guerra in Ucraina, andiamo a vedere l'articolo proprio di Cremonesi sul Corriere della Sera di oggi, in relazione anche alla telefonata che c'è stata proprio tra Scholz e Putin. E quindi velocissimamente vi porto sulla prima pagina del Corriere della Sera, perché se no perdiamo preziosi minuti. Ecco qua. Vedete, prima pagina, riparte il dialogo con Putin, qui ve lo zoomo, la mossa dopo l'elezione di Trump, Berlino, manterremo i contatti, il Cremlino, pace solo con nuovi confini. Scholz, un'ora al telefono con lo zar, ferma la guerra, e ovviamente disappunto di Zelensky. E poi a pagina 2, appunto il servizio di Cremonesi, ecco qua, ve lo apro, e un'ora al telefono con Putin, mossa di Scholz, l'ira di Kiev, primo contatto di un leader di un grande paese occidentale in quasi 2 anni. Mosca si ritiri e negozi. Per il Cremlino il dialogo deve riflettere le nuove realtà territoriali. E Zelensky che invece chiosa, così si aiuta lo zar. Insomma, viene proprio da dire che con l'elezione di Trump quanto è cambiato, perché questo fino a poco tempo fa sarebbe stato impensabile, inosabile, che Scholz si è quasi mosso dalla sua inerzia e ha chiamato Putin. Quando si era mosso, vi ricordate Orban che all'inizio del suo semestre era andato a trovare Putin, tante anime belle si erano scandalizzate, e invece adesso, e questo è ricordato, no? Orban a Mosca fa infuriare l'UE, vedete qui il resoconto che fa di questo in tentativi di negoziati, il resoconto che viene fatto qui dal Corriere della Sera, e adesso Scholz si è mosso. Ma allora Lorenzo, facciamo partire l'intervista e poi il collegamento con il nostro ospite, con Matteo De Sio. Siamo con l'onorevole Fabrizio Santori. Allora, oggi secondo modulo di questo corso di formazione per gli amministratori, però oggi si è parlato di comunicazione. Perché la comunicazione è così fondamentale, imprescindibile per un giovane amministratore?
Abbiamo voluto organizzare questo corso a Roma e nel Lazio proprio per aumentare la capacità della Lega di arrivare alle persone sul territorio, per i nostri amministratori, militanti, gli iscritti. La comunicazione è fondamentale nel modo di porsi, di contribuire alla crescita delle informazioni che arrivano sia dalla nostra presenza nel governo, sia di quello che si fa tutti i giorni anche alle opposizioni delle amministrazioni. Quindi la tematica è la prima del corso che appunto è partito, ci sono 15 moduli, quindi sarà un corso completo, l'abbiamo posta al primo posto, appunto la comunicazione, scusate il gioco di parole, proprio perché riteniamo fondamentale questo aspetto, non solo per comunicare con i giornali, tramite i social, ma anche solo come porsi con le persone, ecco, creando empatia, come ci spiegavano oggi i nostri docenti. Si avvicina il giubileo del 2025 dell'anno prossimo, o forse la giunta Gualtieri si sta scoprendo gravemente impreparata? Lo vediamo tutti i giorni, non lo diciamo noi della Lega, ma lo dicono i cittadini che stanno vivendo una situazione drammatica sotto il profilo del vivere la città quotidianamente, cantieri, ritardi, tutto è partito soltanto pochi mesi fa, quindi eppure del giubileo lo sapevamo da anni, quindi è evidente l'impreparazione non solo nella terminare nei tempi giusti i cantieri, ma anche nel rendere più agevole durante i lavori la vita quotidiana dei cittadini romani. Non è solo questo, tanti appalti, diciamo, che abbiamo visto anche oggi, sono arrivati, appunto, è arrivata la Guardia di Finanza per fare dei controlli sugli appalti della manutenzione delle strade. Insomma, ci sono delle grandi ombre sulla gestione totale da parte della Giunta, che è assolutamente impreparata. Non è in grado di gestire questo grande evento. Sappiamo che il sindaco Gualtieri è il commissario straordinario per il giubileo nominato dal governo, ma sta fallendo su tutti i fronti. Pensa a respirare. Ora abbandonati. Che cosa vedi? Luce, oscurità, l'equilibrio. È tanto più grande. È stato un risveglio. Hai sentito? Conosco una sola verità. Movie Time ti fa entrare nel vivo del cinema, ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo. Ogni sabato dalle ore 16. Per interagire con Radio Libertà, inviaci un messaggio di testo, audio, video al nuovo numero dedicato a te. 340 6709 659 340 6709 659. Rimani connesso con Radio Libertà, la tua radio. Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza. Sì, ma come? È facile, tasto menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili. A voi la linea. Grazie mille Lorenzo, grazie a voi che ci avete iscritto in tanti, ma grazie a Matteo che vedo collegato. Ciao Matteo, ben ritrovato. Grazie, un buongiorno a tutte e a tutti i radioascoltatori. Grazie Matteo, e chiedo a te Lorenzo, è già in collegamento il nostro ospite, vero? Il dottor Francesco D'Aiala. Sì, è collegato. Perfetto, allora ben risentito, ben trovato dottore, grazie mille per essere qui con noi, è un vero onore poterla avere come ospite. Buongiorno a voi e buon sabato. Grazie mille. E allora ricordiamo, giornalista, scrittore, iconica voce di Radio 1, e oggi con lei, dottore, come anticipavamo, vogliamo proprio presentare questo suo primo romanzo, che si intitola Romanzo per due rivoluzioni. È una storia di amore, di guerra, sul risorgimento italiano, sui moti siciliani proprio del 48, e fa ovviamente luce su quella che è la classe dirigente del tempo. Le chiedo subito allora,
quali sono queste due rivoluzioni in questione, perché la scelta di questa ambientazione storica e chi sono i due protagonisti, che oltretutto uno è anche il suo quadrisavolo, cioè il cavaliere Giuseppe d'Ayala. Esattamente. Allora, cominciamo dalla prima domanda. Quali sono queste due rivoluzioni? Sono le uniche due rivoluzioni che sono state fatte in Italia, voglio dire. Una è quella del 1848, che come tutti sanno ha fatto un grande clamore all'Italia. È stata poi una rivoluzione che cominciò in Sicilia. Dottore, però la sentiamo male, mi fa notare dalla regia anche Lorenzo. Se magari può un attimo spostare il telefono, perché altrimenti possiamo far così, Lorenzo, se sei d'accordo. Ora mi Se non... sentite? Ecco, adesso sì, Ora la mi sentiamo meglio. Prego, Prego. Vabbè, basta. Risolto. Allora, la prima, dicevo, è quella del 1848, che è cominciata in Sicilia il 12 gennaio di quell'anno, e in realtà questa è fatto come una macchia di leopardo, è andata dappertutto. Ci sono state le 5 giornate di Milano, le 10 di Brescia, insomma, voglio dire, tutta l'Italia che non c'era, che non esisteva, in realtà ha risposto comunemente a una richiesta di libertà, di Costituzione, insomma. E questo per dire anche che a quell'epoca esisteva una vera classe dirigente italiana, pur se l'Italia non c'era, che voleva andare verso questo. Per quanto riguarda i protagonisti, sono il mio quadrisavolo e sua moglie, cioè il nonno di mio nonno, che è stato un signore che, pur essendo ricco, possidente, appartenendo alla società dell'epoca ai massimi livelli, decise di contrastarla e di cercare di fare un mondo più giusto per tutti, sostanzialmente, anche per la gente che ancora nel sud e in parte anche nel nord veramente non sapevano, come si dice a Roma, mettere insieme il pranzo con la cena, ecco. E dunque fare in modo che ci fossero più diritti, ecco. Chiaro, chiarissimo. E Matteo, su questo c'è da aprire tutta una parentesi, vero? Anche su quello che è il cosiddetto revisionismo neoborbonico, vero? Esatto. Cominciamo subito nel romanzo. Lei ci introduce con un antenato addirittura del suo quadrisavolo, che ha combattuto per Napoleone, che per alcuni storici è stato il personaggio che ci ha quasi ricordato, no, a tutti noi italiani, quale sarebbe la grandezza di uno Stato unico e indipendente. E poi con Giuseppe, un Giuseppe che finalmente, in un romanzo in cui si celebra sì il passato, ma non rimane a fare questa retorica autocelebrativa che ci ricorda del passato per poi farlo rimanere lì nel passato, ma questo è un romanzo teoria che ci proietta per il futuro. Sì, un po' noi ci siamo un po' fermati alla teoria del Gattopardo, no? Anziché tutto cambi perché non cambi nulla. In realtà a quell'epoca una classe dirigente che voleva cambiare tutto c'era, nel 1848 non ce l'ha fatta, ma nel 1860 sì. Dunque, voglio dire, la cosa interessante, per quanto riguarda le cose neoborboniche, però, io dico anche nel libro, cioè sì, questi hanno fatto la prima ferrovia d'Europa, la Napoli-Portici, eccetera, nel 1813, peccato poi si sono fermati lì. Dunque questa grande cosa che nel meridione si stava benissimo, in realtà erano regni decotti, perché voglio dire, ricordiamoci che il Regno del Sud era stato messo in piedi da Ruggero II il Normanno nel 1154, e l'altro regno di cui parliamo, che è l'impero austro-ungarico, era un impero che esisteva ormai da 600 anni, voglio dire, erano ormai istituzioni decotte che reagivano alle istanze di cambiamento, perché comunque c'era una borghesia emergente, reagivano in maniera feroce e sostanzialmente volendo cancellarle basta, voglio dire, non cercando un dialogo, voglio dire, con la modernità, ecco. E basta vedere, per quanto riguarda il nord Italia, dunque non parliamo della Sicilia, parliamo di Silvio Pellico, che per aver pubblicato alcuni fogli contro, diciamo, le cose austriache si è fatto 10 anni di prigione nel carcere dello Spielberg, da cui poi ha scritto Le mie prigioni, ma insomma, voglio dire, fare 10 anni in un penitenziario per delle cose che uno ha scritto mi sembra veramente eccessivo, insomma.
Ecco, dottor D'Aiala, ma durante il Sì, Risorgimento si sono fronteggiate varie visioni dell'unità d'Italia, no? Alla fine prevarrà quella di Cavour con una monarchia guidata proprio da Casa Savoia, una monarchia sì, costituzionale, ma l'idea invece di Mazzini di un'Italia repubblicana poi si concretizzerà nel secondo dopoguerra. Invece, dopo sì, la riforma, ecco, costituzionale del Titolo Quinto, le chiedo, e sì, l'approvazione della sì, riforma Calderoli, poi sappiamo che sul punto è intervenuta proprio pochi sì, giorni fa la sì, Consulta dicendo che sì. l'impianto globale costituzionale, alcuni punti vanno ritoccati. Ecco, secondo lei si potrà finalmente realizzare questa aspirazione più federalista che fu di Cattaneo per un'Italia repubblicana, ma appunto federale? Si può, certo, si potrà realizzare, però mettendo, diciamo, dei bilancini, voglio dire, nel senso che allora noi sappiamo che nelle regioni il 90% del bilancio è sanità. Noi sappiamo anche, io vengo dalla Sicilia, che una volta si diceva, il miglior medico che c'hai in Sicilia per andarti a curare si chiama l'Italia, perché ti vai a curare da Roma in su, va bene, se c'hai delle cose gravi, evidentemente. Allora, questo non può funzionare, voglio dire, nel senso che poi quello che tu c'hai, se lo realizzassi oggi, così come stanno le cose, quello che hai di fronte è due Italie completamente separate, cioè incidere ancora di più il taglio che esiste tra il nord e il sud, va bene? E quello, tra l'altro, non facciamo nulla per fermare la fuga, per esempio, dei giovani che si preparano, che vengono cresciuti da noi, si laureano da noi, dunque costano per noi, e poi se ne vanno all'estero perché qui non trovano uno sbocco. Allora, questo ovviamente è un discorso antico, non è un discorso che si rivolge a questo governo, si rivolge a vari governi fa e prosegue. Noi quello che dovremmo fare è cercare di andare, un po' come dice Mattarella, su delle cose, cercando di farle in maniera più equa. Ecco, voglio dire, magari tutte queste riforme, che va benissimo annunciarle, il problema è che per essere messe in atto hanno bisogno probabilmente di processi che durano molti anni e non semplicemente un annuncio e si fa. Non è prendo la macchina e vado. Ecco, una riforma di questo genere è una cosa molto diversa, molto più ampia. E questo lo sapevano benissimo nell'Ottocento, lo sapeva benissimo anche Cavour, voglio dire, a proposito di risorgimento, insomma. E poi anche loro avevano un'idea di fare un'Italia in qualche maniera organizzata, voglio dire, per blocchi. Però poi alla fine non ce l'hanno fatta, e quello è il problema. Tant'è che a un certo punto non è che hanno messo solo Presidente del Consiglio piemontesi, tant'è che Crispi, che è uno dei protagonisti del mio libro, era quasi subito dopo l'Unità d'Italia è stato prima Presidente della Camera, Presidente del Senato e poi anche Presidente del Consiglio, ed era sicilianissimo, di Ribera, insomma. Anzi, per giunta anche di origine albanese, se proprio la vogliamo mettere tutta. Esatto, e infatti di quella minoranza, no, albanese, e ha sollevato tantissimi temi in questa conclusione. Affido proprio l'ultimissimo, il finale a te, Matteo. Volevo solo ricordare, e chiedo conferma a lei anche, dottor D'Aiala, poi mi risponderà, che è vero che il suo quadrisavolo si impegnò tantissimo poi dopo l'unità, no, per sottolineare quelle che erano le condizioni di vita andavano migliorate, e che fu addirittura lui che poi sostenne la necessità, propose il progetto di un ponte sullo stretto. E Matteo, voglio sentire te poi. Io ho ritrovato un pezzetto di un articolo di giornale, piccoletto, un trafiletto, diciamo, si direbbe oggi, però in neretto, in corpo, in grassetto, che diceva proposta la cosa, poi non la propose lui, però la proposero un gruppo, cioè, di un ponte già nel 1864, il progetto del ponte sullo stretto di Messina. Insomma, ancora stiamo da venire. Prego Matteo, a te la conclusione con le ultimissime domande, il tempo che ci rimane. Esatto, quindi parliamo proprio di una Sicilia che è stata importantissima per la storia italiana ed europea, perché, come descrive lei, ha ispirato i moti che metteranno poi fine a queste monarchie assolute, a queste monarchie della Restaurazione. Parliamo quindi di una Sicilia che può anche oggi ispirarci, no? Ma dovrebbe farlo, anche se devo dire che la fuga dei giovani
in questo momento è chiaro che fa perdere linfa. E poi in qualche maniera è come se con l'autonomia, voglio dire, la Sicilia si sia addormentata su questa autonomia, e dunque andrebbe un po', se vogliamo, ritoccare questo problema, per esempio dell'acqua, di cui si parla ogni estate, e ogni estate in termini sempre peggiori, perché ovviamente questo tipo di cose non sono cose destinate a migliorare se uno non ci mette mano. Insomma, se uno pensa che solo per l'acqua in Sicilia ci sono 4.000 enti di gestione tra privati che poi fanno capo a un unico, però sono 4.000, cioè 4.000 teste pensanti sul problema dell'acqua, e questo è una disfunzione che andrebbe risolta, insomma, perché se no voglio dire, ci troviamo evidentemente ogni anno sempre con gli stessi problemi e sempre ovviamente che accrescono ogni anno. Certo, sfide che assolutamente vanno affrontate e risolte. Ma grazie sì. ancora dottore, noi vorremmo veramente trattenerci non solo per continuare la presentazione del libro, ma anche poi per riflettere proprio su questi contesti. Purtroppo il tempo è sempre tiranno e l'abbiamo terminato, quindi veramente grazie ancora, è stato un onore. Speriamo magari di riaverla proprio per commentare, chissà, la realizzazione di quel sogno che fu del suo quadrisavolo, e cioè l'inizio delle opere per il ponte sullo stretto di Messina. Il famoso ponte. Esatto. Grazie ancora dottore. Grazie a voi. Grazie, quindi vi ricordo Romanzo per due rivoluzioni, edito proprio dalla casa editrice Atlantide, Francesco D'Aiala, che appunto si cimenta con il suo primo romanzo. Grazie Matteo per essere stato con noi, grazie a Lorenzo in regia, grazie a tutti voi che ci avete seguito, veramente buon fine settimana, buona continuazione di programmazione qui su Radio Libertà.